Ai bilanci in sofferenza dei comuni italiani si aggiunge ora l'ulteriore mannaia dei tagli previsti dalla legge di bilancio, che per il Veneto significano 85 milioni di euro in 5 anni. Dal governo assicurano che non saranno tagliati gli aiuti al sociale come gli asili nido, ma la preoccupazione tra gli amministratori resta altissima. La Regione Veneto e i comuni veneti, io ne rappresento 560, sono da sempre stati virtuosi, attenti e molto sensibili sul tema del risparmio, e quindi chiedere un ulteriore sacrificio a questi comuni significa mettere a rischio i servizi essenziali. Dobbiamo trovare una soluzione, perché tra l'altro una regione virtuosa come il Veneto, che ha saputo ben investire i fondi del PNRR, in futuro avrà bisogno di maggiore spesa corrente, quindi non di tagli. E la richiesta che faremo è quella di investire in queste regioni che si sono dimostrate virtuose, perché potranno diventare un traino per tutto il Paese. Conte ha ribadito che il dialogo con il ministro Giorgetti resta aperto e proficuo, ma i sindaci veneti da più parti si stanno facendo sentire. A cominciare da Sergio Giordani, sindaco di Padova, che chiama beffa il taglio a quei comuni che meglio hanno saputo intercettare i fondi PNRR. Per finire a Damiano Tommasi di Verona, che evidenzia il paradosso tra un governo che propugna l'autonomia, ma che con l'altra mano taglia i comuni. Non va giù leggero nemmeno il sindaco leghista di Bassano, Nicola Finco, neoeletto. Certamente vanno a pesare soprattutto su quei servizi fondamentali per i cittadini, quindi no, ai bisogni quotidiani, pensiamo all'assistenza agli anziani, pensiamo agli asili, alle scuole, insomma servizi fondamentali dove ovviamente i comuni hanno un ruolo di rilievo e di primo ordine. Quindi su questo noi ci faremo sentire sia come sindaci del territorio, ma anche attraverso insomma, il nostro presidente di Anci Veneto, il sindaco Conte, perché insomma pretendiamo rispetto, perché alla fine siamo quelli che quotidianamente sono sul campo, che devono dare risposte concrete, quindi il governo ci deve ascoltare. Ormai è diventata una consuetudine di tagliare soldi e risorse ai comuni. Io stavo guardando i bilanci in questi giorni rispetto a 10 anni fa, cioè i tagli veramente sono una cosa impressionante, e purtroppo ovviamente i bisogni aumentano perché la popolazione invecchia, le famiglie hanno bisogno di assistenza e di sostegno, però le risorse sono sempre meno. Quindi capisco che quando ovviamente ci sono i periodi di magra bisogna tagliare, ma ogni tanto bisognerebbe pensare a tagliare qualcosa anche a livello statale e non solamente nelle periferie.